Ok, è tipo mezzanotte, adesso devo fare una specie di impresa eccezionale che è ritrovare dove è il camper. In realtà però purtroppo questa avventura viene sminuita, che è un'avventura che ho provato tante volte da giovane, era uno dei ricordi veramente bellissimi, dei tanti ricordi bellissimi della mia gioventù, il fatto di perdersi, ritrovarsi, no? Mi ricordavo ogni tanto quando uscivo con compagnie nuove, otose, lì in Scozia, non sapevo in che cazzo di paese ero e come per magia arrivavo ad Ear, che era a casa, no? E qua però tutto viene sminuito perché adesso accendo il navigatore e quindi basta, è finita la magia, l'avventura. Solita storia. Oggi abito qua in Trentino, al Lago dell'Edro, e dopo, come gli americani, mi trasferisco. Sa, come i film di una volta, gli americani che si trasferivano di continuo per lavoro, no? Che cambiavano 20.000 case, e allora il teenager, che era diciamo, il personaggio principale di quel telefilm o film, doveva rifare amicizia con tutti i nuovi compagni del college, no? Sigano, cosa si deve dire? Non so, ma in figa, ciao notte. A Marco Campello, quello dei biscotti. Terzo giorno a Ledro. Mi sento ormai quasi del posto, nel senso, perché inizio a vedere, a capire dove che se, magari i supermercatini, che c'è sempre sarai, certi baretti, e bidoni e squasse, eventuali altri parcheggi, dove che non ti puoi fare van life, oppure dove che costa fare van life. E poi, sto attento, anche qua che è gratuito, il limite, guardate, si in mezzo a una strada, cioè proprio che triste, ma il limite è 3 ore, quindi insomma, sono un fiacco curioso di provare questa modalità Hyperview, non capisco, e in quanto mi registra solo che in 4K, so che ti non ti interessa ste robe, però la Superview invece è 5.3K, boh, vabbè, tengo questa per vedermela nel computer, forse te la pubblico e io ritorno in Superview. Chigele qua, le Franco, le Franco, guarda qua, guarda qua, guarda qua, chigele, tutti i compagni, guarda, Uga, che tipo, sono già stufo, ancora ti portiamo a fare robe da vecchi. Aspetta, Tosatis, siamo due a scoprirve. Ah, è attaccata alla strada, sì. È un parcheggio, basta. Ah, parcheggio, è pieno di van life, ma è un parcheggio. E non dove è carico scarico. È vero. Vabbè, però questo per dirti che ste voglia di assagre do Sky con 24 euro al giorno te parcheggi tranquillamente anche qua. Comunque, se ti vuoi venire qua nel periodo più bello. E ora spengo, cioè femo gli egoisti che se mettono robe per me, cioè tu capio? Guarda che brutta persona che sono. Ma scusa un attimo, è anche bello qua per fare van life qua, guarda. E il crucco che si è messi i tavini e tutto quanto, guarda che bello. 2 euro l'ora, 48 euro al giorno il parcheggio, non è male, voglio dire. Pensavo che ti fossi serio, ho detto che No, sono sarcastico. No, il posto è bellissimo, come... il posto è bellissimo, sì. Però 48 qua, euro, guarda, Dio caro. c'è scritto sul cartello 2 euro all'ora. No, ma dico che se il periodo, non sei tutto l'anno. Non va cambiare, ti vieni qua nella stagione tranquilla. E vengo a fare van life qua e ora la prossima volta. Cioè proprio su questo. Guarda, sotto a la ciclabile. Cioè sono nella ciclabile, non attacca la ciclabile. Sono mondo quasi che non vedo più il cartello del periodo. E te dici che ha cambiato idea? Mi ha lasciato vecchio dentro. Bellissimo! Complimenti! Volevo lasciare anche fuori perché c'era tutta la pietra grezza, ma non ci hanno permesso. Cioè non ti hanno permesso di fare a casa tua quello che vuoi? La grezza, no? Sì, era tutto mudo. Sì, ma dico non ti hanno permesso di farlo. No, non mi hanno permesso di tenerlo. Ah, Perché si sgretolava e sporcava per terra. Ciao ragazzo, buona giornata! Che belli anche i contatori che gli hanno fatto i dipinti a mano, ma tutti, guarda qua quanti, figo sta roba, guarda che in bei posti che te porto Nico, porca miseria, sii riconoscente cazzo, guarda che bellissimi dipinti, guarda, sì, sono tipici, vari gerani, porco cara, qui orsi là, bello, che bella cesetta, buongiorno. Ti piace queste robe qua, no? Sì. Magari che i posti, che tipo, che c'è tanta gente che dice ma
non hanno capito niente. Cioè. No, mi comunque anche da non credente visito comunque sempre tutte le chiese, perché comunque è arte. No, per cui... Però tanti dicono, io non sono credente e ora non vado a chiesa. Che senso, che discorsi sei? Sempre un caso. E ora va a vedere magari la Sagrada Famiglia perché è sconsacrata. Cosa c'entra? Ancora il pavimento dell'epoca. Dai, non le pince a bici a scioretta. Ti portiamo anche a vedere questa villetta che trovi su Google Maps, non mi ricordo il nome, ma c'è la parola castello. Guarda, casa in affitto? Avevo letto che era privata, cioè... No, guarda, c'è il cartello là, guarda là. Area sottoposta a videosorveglianza? No, là, destra. La Daniella. E anche il piccio Facebook, ladaniella.com, vedi tu? Quindi se anche a te sei miliardario come me, te fa 2 o 3 mesi qua. No, non è vero. Ecco, il posto della van life. C'è anche quella che è Super. mio, adesso il mio puntino di va pian che qua lì che si ne ferma. Guarda l'acqua là, guarda che roba, l'acqua là, guarda l'acqua là. La municipale alla multistrada. Diciamo che la Street Fighter mi sta piacendo sempre di più. L'unica cosa che non mi piace della Street Fighter è il muso, per il resto è veramente bellissima. Cerca tra là Ducati Street Fighter, quella rossa, a brutale 800, grande, io caro, la dragster, guarda, sta là col fenicottero rosa, guarda che bello. E che ha perso il boccia, questo è il secondo campeggio di tu, metti qua, fa van life qua, guarda il codice che ha digitato qua sei proprio spiaggia che sei tutti sessetti e sei, no, non sei mai come il mare ma sei più, cioè manco diretto insomma. Quando si dice fare vacanze al lago, questo intende il campeggio se pieno, temperatura è mite. Quando andare in acqua ti aver proprio voglia di andare in acqua, a meno che non te sia uno non freddoloso, al contrario del Singano, e via. Bello come quello che c'è in Croazia, con la fune che ti tira col surf, bello. Aspetta che non ho fame, come è il mio solito che mi guardo in giro dopo me copo. Uno così che ne c'è anche in Croazia, è bellissimo. Più caro che sbusè comunque. Quanto figa sei tu, Dio caro. Sono sconvolto. Mi hanno fatto pagare della regolazione freni, spurgo, cambio olio, freni e pastiglie anteriori 15 euro, ce lo facevi da noi era 100. Cazzo, un deserto. 15. C'è niente. Birrificio artigianale. Insegnato fatte bene Sì, robe tipiche. No, però Nico, dopo tutto quel che te marotti i coglioni, adesso ho da vendicarmi, Dio caro. Adesso mi ti ho risparmiata, ma adesso dico pubblicamente, Dio caro, che tu hai la Lotus Elise, ti si ferma e ti usi sta merda del fiorino qua da Mercedes. Non dico altro. Non dico altro. Non stare a dire in giro. Non dico altro. Voi dite, come che uno è in frigo, non so, una pizza e un tocco di formaggio marso, lui sa là a pizza e si mangia formaggio marso. Che si fa il formaggio ma e do coglioni. Bellissimo, un rottame così volevo io quella volta. Ah no, era morta da neanche un anno l'Angela. Dopo quell'hanno aiutato questo qua e anche lei te lascio perché veniva qua. Dopo poi io volevo web designer. Non per rovinare la poesia. Mara è anare, cioè dita proprio così in latino. La temperatura dell'acqua è incredibilmente tiepida, ma non incredibilmente in tal senso tipo i youtuber là che dice che tutto è incredibile, tutto è pazzesco, incredibile in tal senso che non che credevo, che pensavo che era ghiacciata, invece no, è tiepida. Per carità, siamo a luglio, però insomma c'è sempre un lago in tema ignoranza laghistica. Dai.
diventa matto. Oddio. Guardati che esperienza che mi tocca farti fare. Che porto a fare la soup. I giri bei, che sboccio. Ma infatti mi sento un fiat youtuber, mi sento un fiat tipo scrocon. Pagarmi, cazzo, ti dovresti. Sì, io povero. Te vendi i like. Cioè te pago in like come youtuber. Tanto patichiari amicizia lunga, salita sta qua, la usa lui. Anche perché guarda. No, col cazzo mi uso. No, guarda il disegno del costume sei in pandan. Sta qua è più linee e blu. Guarda il mio costume è blu e linee. Cioè, vedi tu. Te ora mi andare via non in pandan. No, ma che poi, a parte gli scherzi, questa è molto più facile di questa qua. Ho capito, ma dopo mi trovo. Ma è pericoloso, fidate. Cioè, ma dai, cioè, mette la scritta Barbie. Dov'è? Casi che non mi conosce nessuno. Perché una volta ti sei quello del camper e adesso mi dirà ti sei quello con il coso rosa della Barbie. No, non ti dice neanche quello. Dice il recionco. Il recionco. Qualcosa della Barbie. In cui tutti. Ah, ti hai visto il video di quello col sup rosa che si andava a vedere al lago dell'Edro? Bello il lago dell'Edro, Dio. Ok, lui è andato. Io non ho mai fatto, ragazzi, cioè è la mia prima volta, a parte qui ho anche il problema che è rosa, quindi insomma vedremo un attimo demontare intanto la vecchia maniera da seduti. Beh dai, la vedo, beh oddio, tanto stabile? No, forse no. Ok, intanto avanti così e così. Esatto. Esatto. Forte. Ciao, diciamo che forse a lei si è attaccata l'assofobia, forse sta tutti quei film su squali e barracuda che ho visto. Non riesco a mettermi in piedi adesso qua. È un po' difficile perché non vedo il fondo. Ciao, con l'età ho perso tutta la mia spericolatezza, ma non me ne vergogno, mi vergogno invece di andare via col coso rosa, quello sì. Allora, aspetta, ma non è facile, devo stare con i piedi così. Vai, alzo il piede, poi metti l'altro. Adesso francamente, rosa gli sta bene. Ma che va? Aspetta, non vale così, non vale. Eccola, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Mi sento, non è... Yuri, buttati in acqua! Ma che buttati in acqua? Sì, così sei fuori dal pensiero, poi non ci pensi più. Posso andare in canoccia perché bisogna stare necessariamente in piedi. Che fa presto a prendere velocità sto trabicolo. Cioè, pensa com'è comoda l'ignoranza. Cioè, tipo, io non so quanti metri sono di profondità e il non saperlo mi fa star tranquillo. Cioè, non sta neanche a dimio, anzi adesso mi giro e torno più a riva, va. No, non ti provi a convincermi che sia normale andare via col super rosa. È una comunicazione, cioè non si parla solo col verbo, con la parola, ma anche con simboli, con immagini, no? In questo caso sto dando l'immagine che mi piace ai Barbie. Hai capito? Cioè anche a me stesso, se mi specchio qua in l'acqua e vedo, guarda me stesso, col coso della Barbie. Cioè, allora fai conto che non capisco se ti devo scherzare o ti dici serio. Giuro, non capisco. Ok, che ho fatta, più o meno, molto più o meno. All'alba superò. Ecco qua, io che affronto le mie paure, cioè non è che goda a risolverle, e affronto e basta. Cioè da sentare che dico, vai in pure anche a paura. Cioè sto sentando, ho manco paura, no? È il mio muna. Certo che sia, non ho mai visto sta roba di superficie, ma guarda qua. Senza luce si vede, sarà un altro 5 metri sotto. Eccola. Sì, ma guarda Yuri che così ti fa fatica per il cazzo, devi slungarlo.
Farò fatica qua, figa. Cosa ho da slungarlo? Remo. Ah, ok, boh, fermi tutti. Zina che ti entri dentro. Cosa c'entrava Zina con Remo? È il ciccio che entra dentro. Ah, ok. Dico il freschetto, Dio caro. No. È freddissima! Ma vaffanculo, buttite dentro. No. Ho capito che Nico mi dice se poi camper, però questo è il primo cartello a norma in Italia che io vedo. Divieto di accesso, poi bisogna vedere se c'è un motivo reale, ai mezzi superiori altezza tot, larghezza tot e lunghezza tot. Perché magari c'è tanta gente, c'è tanto traffico, i furgoni, i camioncini, i camper, eccetera, impediscono alle macchine di far manovra e si intasano tutti. Cioè, questo ci sta, non il divieto di camper, che magari che sei un camper, non so, largo 5,40, non che dà fastidio a nessuno, però lui non può entrare. Non ha senso, Dio caro, sta roba. Mentre qua loro ti dicono non possono entrare dei mezzi, qualsiasi tipo di mezzo, di queste dimensioni qui. Adesso andiamo a vedere, se è anche buio, volevo dire andiamo a vedere se è giusto, perché per legge è corretta sta roba. Tu puoi vietare l'ingresso a questi veicoli o per dimensione o per peso, se però effettivamente la loro dimensione blocca l'accesso agli altri veicoli, ok? Quindi ostruisce il traffico. E il peso, in base al tipo di asfalto, può far cedere il manto stradale, hai capito? Quindi sarebbero perfettamente leciti sti cartelli. Dopo, per carità, ripeto, siamo in Italia e li mettono alla cazzo. Non so, però... No, più che altro mi interessava il discorso del cartello dell'orso, cioè camminare in mezzo... te godito. Ma per me le pissuno, poi adesso un orso qua in... sì. Casomai qualche cinghiale, perché era scritto anche di cinghiali? Pensa che bello qua in montagna, orsi, cinghiali, vipere, porca troia, manca solo che il minotauro. This is called Hey Mr. Tambourine Man. Please play a song for me. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy,